Giornata di conclusione per quanto riguarda la stagione 2022 del ciclismo del gruppo sportivo Forum Iuli Cividale del Friuli, con noi Giovanni Cappanera per fare un po' un bilancio per quella che è stata questa stagione in corso. Sì, aggiungerei a questo anche il bilancio della ASD, Gruppo Sportivo Giro Ciclistico Friuli Venezia Giulia, in quanto le due società, Gruppo Sportivo e Ciclistica Forum Iuli, operano insieme. Ma il bilancio è più che positivo. Abbiamo iniziato con la gara di Corno di Rosazzo, la 50ª Coppa Fratelli dell'Azoto, una classica ormai che deve continuare e basta. Infatti gli accordi con il territorio di Corno di Rosazzo è già positivo, per cui di conseguenza si farà anche per il 2023. E poi abbiamo continuato con le due grosse manifestazioni che ha organizzato la Ciclistica Forum Iuli. Dico grosse manifestazioni, tutte e tre queste gare per i juniores, ma perché dico importanti? Perché la gara di Corno di Cividale del Friuli era praticamente riservata all'ultima prova della Sia Langstrivelta, mentre quella di San Pietro da Tisone era prova valida per l'assegnazione di campionato regionale. E qui dobbiamo segnalare questo fatto qua, che noi, queste due società praticamente, con queste tre gare, sono state le uniche società che hanno organizzato gare juniores in provincia di Udine. Questo fa pensare, quando io, andando indietro nel tempo, ricordo che c'erano parecchie gare. Oggi come oggi siamo rimasti solamente... Ma è solo una questione economica secondo lei, oppure c'è qualcosa che anche nel movimento non sta andando? Ma secondo me c'è la situazione economica, perché una gara di juniores si sfiora tranquillamente, ma si può sfondare anche i 10.000 euro. Perché non esiste più un discorso di volontariato come era una volta, il motociclista che veniva perché era un amico, l'apripista era un amico, veniva. Adesso tutte queste strutture devono essere regolarizzate, vengono da fuori, per cui morale della favola, tutti vengono pagati. Poi c'è l'altro discorso, che non c'è un rinnovo nell'ambito della dirigenza, praticamente sono sempre gli stessi consiglieri che magari qualcuno è vicino, sta vicino più che altro per amicizia più che interesse. Non c'è un rinnovo di appassionati, non avendo le due società che cosa? Un vivaio di atleti, non c'è neanche il ricambio né degli atleti né dei genitori, non esiste poi un discorso anche di cicloturismo, per cui di conseguenza sono sempre gli stessi dirigenti che bene o male vanno avanti cercando di portare a casa quelle 2 o 3 manifestazioni che ormai la storia del ciclismo di questo territorio ha fatto sì che diventino importanti. Ecco. Si volta una pagina ma si apre un'altra, no? Si apre un'altra messa lì, sì, appunto, è in previsione, però è una previsione, è facile fare le previsioni, però bisogna vedere se poi queste previsioni verranno supportate da che cosa, in particolare dalla questione economica. Noi qui non è per fare una polemica, ma stiamo ancora aspettando, per esempio, i soldi della regione del 2022, ma i servizi sono stati fatti a maggio. E chi ha fatto i servizi ha fatto delle spese, vedi motostaffette, palchi, transenne e così via. E questi aspettano la prima volta, la seconda non vengono più. E di conseguenza diventa sempre più difficile. Se non ci sono questi gruppi, questi sono dei gruppi volontari che perlomeno però chiedono le spese di servizio, perché un gruppo di motociclisti, di 12 motociclisti per partire da Pordenone e arrivare nelle nostre località, facciamo 4 conti moltiplicato per quello che dice gli accordi, sono cifre da 1.200, da 1.700, 1.800, di conseguenza metti questo, metti quell'altro, è il costo di una manifestazione di 10.000 euro. Se basta, se poi vuoi avere qualche cosa di meglio o di più, devi magari contattare delle società fuori regione, ma se quelle ti vengono da fuori regione tu gli devi dare minimo vitto alloggio. Quanto è un albergo, un vitto alloggio? Mezza pensione, stiamo un po' a fare i calcoli. Insomma, per concludere, tutto bene, però purtroppo manca la materia prima. Poi c'è l'altro discorso che anche la materia prima manca. Come manca il discorso degli organizzatori, manca anche dall'altra parte il discorso dei ragazzi, degli atleti, perché non ci sono poche le squadre che, diciamo così, fanno crescere dei ragazzi per poi magari passarli a delle società più avanti, con età maggiori, ragazzi in società più preparate. Sul nostro territorio abbiamo solamente Pedale Mazzanese. E meno male che sono loro, perché altrimenti se non ci fossero loro sarebbe anche peggio. No, senza i ragazzini domani se non ci sono esordienti, non ci saranno i allievi, non ci saranno i juniori, poi
faremo partire il Giro d'Italia con i colombiani, quando regni e così via. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.